Ma cosa c'è nello zainetto di Ambra? Cosa? Soli? Già l'hai detto, sì, eccolo. Dai, ce ne sono altri. Rimmel? No, il Rimmel no, mi dispiace. Vai avanti. Sì. Pronto? Sì, pronto? Ciao, chi sei? Davide. Ciao Davide. Allora, hai visto? Hanno indovinato 8 oggetti, ne mancano soltanto 2. Senti, profumo, Profumo c'è. la macchina fotografica, Sì. blocco notes e poi per i tuoi capelli una bella fascia. Una fascia? No, vedi, questo è perché non apprezzi il mio gioco. Ciao. Ciao! Pronto? Pronto? Buongiorno. Come si chiama? Sabrina? Ciao Sabrina. Sei sposata? No, No? E quanti anni hai? 21. 21? E ascolta, qual è il nome di mia nonna? Non lo so. Allora dimmi cosa ho nello zainetto? Compact disc, Sì, costume, sì, cuffia da bagno, sì, banconota, sì, una carta fotografica, sì. una crema. Una crema? No, signora, mi dispiace. Pronto? Ciao Ambra. Ciao, come ti chiami? Cinzia. Ciao Cinzia. Senti, La faccio bene la parte dell'antipatica? abbastanza. Perché a te sono... Anche se sappiamo che scherzi, però diciamo che entri bene nella parte. Meno male. È facile, eh? Non è facile, cioè, perché non è vero poi, no? Infatti, Anche se poi la presuntuosa di Mary, non è vero, è bellissima. ma sarà anche bellissima, ma come vuoi tu? Pronto? Sì, eccomi Francesca. Ciao Francesca. Ciao. Senti, tu l'hai capito questo fatto della mela? Questo fatto della mela? Perché non si può mangiare la mela? Perché era proibito mangiare la mela? La mela, ma non lo so. Come non lo sai? Perché non si poteva mangiare la mela? Sì. Adamo ed Eva? Eh, Ah, va bene. Hai visto? Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao, chi sei? Sono Silvio, Sei Silvio? Sì. Silvio, da dove chiami? da Roma. Da Roma? Sei proprio romano? No, veramente sono di Lecce. Sei di Lecce, ma proprio guarda, il mio punto debole, il caposaldo del dominio bizantino nel 1400. Le zone Sì. belle, Eh? Sono zone belle, stupende. Vero? Ma Lecce è molto bella, poi io la conosco benissimo. La C'è Firenze Santa del- Croce che è bellissima, l'anfiteatro romano, Ah, sei il stata a Lecce? Duomo. Io la conosco benissimo, il Palazzo del Governo che è stupendo, oppure Santissimi Nicolò e Cataldo. Comunque anche tu sei bella, Grazie. Sì, vabbè, insomma, però Lecce è tutta un'altra cosa, Lecce è Lecce. Terni, ah, bella, 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 bellissima. Insomma. La conosco molto bene, Terni, pensa. Sì. Sì, molto bene. San Salvatore, è bellissima quella chiesa, proprio stupenda, Il Duomo. San Francesco, l'altra chiesa gotica. San Pietro. Certo, non ha niente a che vedere con San Pietro di Roma, però anche quella, vero?
Allora, visto che ti piace tanto Miriana, dimmi, perché viviamo? Perché viviamo? Beh, ma tanto è bellissima lo stesso, no? È un pensiero di La Palisse. Quante cose so, mamma mia. Sei una lapaliziana. Non ci credo neppure io, guarda, per quanto sono informata. Certe volte mi domando, ma come farò? Forse perché te lo dice qualcuno, no? Ah, con questa storia che me lo dice qualcuno ancora. Uffa, come sei noioso e basta, no? Piuttosto, lo sai il titolo del libro? Tu sei di Piacenza, vero? Sì. Come si mangia bene a Piacenza! I gnocchetti! Sì? Come li chiamate voi? Pisarei? Eh? Ah, Pisarei, giusto, Burtleina? Buona con la foglia di pasta fritta! Sì, sì. Vero? Io l'ho Verissimo. mangiata tantissime volte, guarda. Walkman, penna, gomme, portafoglio, fermaglio per capelli, fazzoletti, cassetta musicale, un portatrucco, una lettera e forse sono le Cosa? chiavi del motorino. Aspetta! Bingo! Ho vinto! Brava, grazie! Grazie! Hai vinto 4 milioni! Grazie! Quanti anni hai? 25! E cosa ci farai con tutti questi soldi? Un bel viaggio con mio marito! Ah, allora complimenti! Grazie, grazie a tutti, un bacio! Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metro, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento